credo che sia fondamentale farsi trovare pronti nel momento del bisogno, e anche in questo caso Valdobbiadene ha risposto con tutte le forze in campo. Ho numerose persone che mi chiedono di poter dare una mano. Adesso lavorano solo persone formate di protezione civile, alpini e antincendi boschivi, che lavorano, si formano e si esercitano tutto il tempo dell'anno. Bisogna avere pazienza. A tutti quelli che mi chiedo pazienza, anche perché comunque si interviene in una situazione di emergenza sanitaria, non è semplice. Ho avuto tante testimonianze anche da parte di cantine e aziende che chiedono di poter dare un contributo. Attiveremo un conto corrente e poi concorderemo con la regione e con l'azienda sanitaria come destinare le risorse raccolte. Io approfitto anche per fare un appello, e arrivo proprio giusto da questa riunione della task force. Mi rivolgo a tutti gli ex infermieri, ex operatori sanitari, che il nostro territorio è ricco, Valdobbiadene, ma anche i comuni limitrofi, Segusino, Vidor, Fara di Soligo, Miane. C'è un bando sul sito dell'azienda Zero, azienda sanitaria Zero, c'è un bando di reclutamento a tempo determinato di personale in quiescenza, che può tornare a lavorare proprio qui al Guicciardini. Ecco, faccio un appello agli amici sindaci dei comuni vicini che riportino questo appello ai propri concittadini, quindi non solo i valdobbiadenesi ma anche i comuni vicini. Se ci sono persone disponibili a tornare in servizio temporaneamente per operare proprio qui a Valdobbiadene, ecco, questo è il momento giusto. Ci sarà una formazione iniziale per l'applicazione pratica e specifica per i Guicciardini, per i pazienti che verranno qui, ma credo che, insomma, che lo spirito di abnegazione che ha sempre visto i miei concittadini che hanno operato qui a Guicciardini con grande passione, credo che questo possa essere uno stimolo per tornare in servizio e dare una mano alla comunità non solo di Valdobbiadene ma di tutta la regione, perché questo sarà uno dei 5 presidi ospedalieri temporanei nel piano, detto piano Marshall regionale, che potrà essere utilizzato da tutti i cittadini della regione, da milioni, speriamo no, insomma, ma i milioni di concittadini veneti potranno contare nel Guicciardini di Valdobbiadene. Questo è un bel messaggio, quindi invito tutti quanti quelli che possono partecipare a questo bando di reclutamento da parte dell'azienda Zero di partecipare e mettersi a disposizione.